parentesi bloccato da un pino, grazie alla nostra perturbazione super che ci ha bloccato anche la nostra sede. Vabbè, molti degli argomenti di cui parleremo oggi. Intanto iniziamo appunto da primo punto, Gaia, questa perturbazione che ha sconvolto Padova con venti a più di 108 km/h, che comunque avete visto nella scorsa edizione straordinaria del nostro telegiornale. A seguire adesso i titoli normali dell'edizione, come nel carcere Due Palazzi, dove sono stati arrestati 6 agenti di polizia penitenziaria dopo un blitz e un avvocato, poiché spacciavano all'interno del carcere oltre a dare molti benefici ai prigionieri. Questa comunque è un'edizione che va in forma ridotta e nel frattempo vi faccio anche vedere i danni che trovo in mezzo all'argine, danni che non sono ancora stati rimossi nonostante i 2 giorni passati, ma ovviamente ci sono priorità rispetto a un argine. Sappiamo nel calcio che si apre uno spiraglio per appunto la cessione della società che sta andando in fallimento, e forse penso a una luce data da Cestaro, l'ex presidente, in diretta dagli argini del Padovano. Prossimamente su Zwischenbar Channel. Ieri se vado così veloce, prossimamente non lo sentite con tutto sto vento. Ok, prossimamente seguendoci potrete vedere i viaggi a Colonia del nostro inviato, come il viaggio del vincitore di Il Volto ad Alicante in Spagna. Colonia ovviamente in Germania, per chi non lo sapesse, ok, ma penso che lo sappiate tutti. A seguire poi già venerdì abbiamo, cioè domani, abbiamo un reportage fatto dai nostri 2 inviati a Bibbione, da Padova a Bibbione. Vi consiglio di vederla in bici, tutto in bici, molto bello come servizio. E cos'altro vi aspetto nei prossimi appuntamenti, sperando che i prossimi appuntamenti non siano edizioni straordinarie.